Bentornati al ultimo aggiornamento con le previsioni meteo. Sta per arrivare ovviamente il flusso invernale più freddo ovviamente del periodo, non assisteremo con nevicate in pianura e eccolo qui la mappa ovviamente per i prossimi giorni con il maltempo atteso tra sabato e domenica. Venerdì, come vedete, avremo la discesa di un primo flusso che porterà delle nevicate sulle Alpi di confine, ma senza agire ovviamente sul nord Italia. Avremo della nuvolosità in aumento, così come al sud migliorerà dopo la perturbazione che è interessata soprattutto nella giornata di giovedì. E l'anticiclone ovviamente abbandonerà anche in generale l'Italia, consentendo l'arrivo di questa forte ondata di maltempo che sta ovviamente interessando l'Inghilterra, ed eccolo che scende sul centro Europa nella giornata di sabato per portare la discesa dell'aria fredda di matrice artica polare, e ovviamente questa aria andrà ad influenzare e a portare alla nascita anche di un minimo depressionario sul Mar Ligure a partire dalla serata di sabato sulle regioni del nord Italia, ovviamente andando a interessare dapprima il nord-ovest, e le piogge poi si spingeranno verso il nord-est, ove qui si concentreranno maggiormente fino alla giornata di domenica con precipitazioni anche nevose sotto i 900 metri di quota sulle prealpi, mentre ovviamente sulle Dolomiti cadranno fino ai fondovalle. Come vedete è una fase di instabilità che agirà anche ovviamente sul versante tirrenico, si sposteranno poi a partire dalla nottata di domenica verso quello adriatico, portando dei rovesci temporali come vedete anche nella giornata di domenica per la posizione di un minimo depressionario sul centro Italia. Questo minimo ovviamente porterà delle piogge più intense, anche organizzate con temporali anche tra la Campania e la Basilicata, anche compresa ovviamente la Calabria. Per quanto riguarda il resto avremo ancora una lunga durata di precipitazioni sul Triveneto, con delle nevicate ancora qui comprese sempre con una quota tra gli 800 e i 1000 metri, localmente anche qui in basso. Per quanto riguarda le prealpi, con vedete una situazione sempre di matrice depressionaria e carica ancora di aria polare. Per quanto riguarda lunedì continuerà questo flusso d'aria fredda, che sarà ovviamente più importante il flusso sulla Spagna, dove qui avremo ovviamente nevicate a bassa quota sicure. Ovviamente da noi non ci assisteremo a nevicate a bassa quota, se non con ancora l'azione di qualche piovasco sulle basse pianure, specie tra il Veneto e l'Emilia Romagna compresa. Comunque ricordo che le precipitazioni nella giornata di lunedì tenderanno ad alzare leggermente le temperature, soprattutto al centro-sud, perché il flusso ovviamente freddo tenderà ad allontanarsi ovviamente verso l'Europa occidentale. Si manterrà ancora comunque freddino soprattutto al nord, e la situazione, come vedete, per quanto riguarda la quota neve prevista nella giornata di sabato, saranno queste le quote e sono già confermate da parte dei centri matematici, come vedete tra i 700-900 metri per quanto riguarda la catena prealpina tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, tra gli 800-900 metri invece sul nord-ovest, ma attenzione perché sulle zone del Piemonte avremo invece tra i 400 e i 600 metri. Per quanto riguarda altrove non assisteremo ancora a una fase nevosa sull'Appennino, ma ecco che arriverà nella giornata di domenica. Intanto, come vedete, sempre una quota neve tra i 700-800 metri, se non anche più in alto sulla Lombardia per quanto riguarda il nord, mentre come vedete sul resto dell'Appennino avremo tra i 700-800 metri su quello centrale, anche fino a 500 metri pensate sull'Appennino quello emiliano, e per quanto riguarda altrove avremo delle nevicate anche importanti per quanto riguarda la Sardegna, soprattutto quella centrale tra gli 800 e i 900 metri anche qui, mentre per l'Appennino quello estremo meridionale la quota neve sarà tra i 1000 e i 1200 metri, comunque di debole intensità. Questo insomma è il quadro generale per quanto riguarda la perturbazione in arrivo. Prepariamoci ovviamente e rimaniamo carichi per questa prima perturbazione del mese. Continuate a rimanere aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.